veneziana con i ministri dell'interno del Mediterraneo per chiedere all'Europa di estendere ai flussi il patto di solidarietà applicato ai profughi ucraini. Quanto sta accadendo col servizio di trasporto pubblico a Venezia è inaccettabile. La denuncia della segretaria del Partito Democratico veneziano, Sambo. Pochi vaporetti da e per la Giudecca, dove la richiesta dei residenti è di tornare al numero di corse pre-Covid. Dopo una partecipata raccolta firme, ieri i residenti hanno organizzato un flash mob. Torna a Venezia l'invasione di turisti, la pandemia sembra un ricordo lontano, i numeri sono a livelli pre-Covid, soddisfatti gli albergatori. Era rimasto intrappolato a causa del fumo che ha invaso lo stabile. I vigili del fuoco hanno salvato un anziano liberato dall'incendio scoppiato in un magazzino a Venezia. 5 mesi e 6 giorni di lavoro per versare tasse e contributi previdenziali. Lunedì gli italiani terminano di pagare e martedì scatterà il Tax Freedom Day. Per 4 secoli trabacoli sono stati i camion del mare, oggi sono completamente scomparsi, ne rimane uno tenuto in attività a Venezia da un gruppo di appassionati. TG Venezia, ben ritrovati. Partiamo con il meeting dei ministri dell'interno di tutta Europa. Il tema è quello del decreto flussi. Abbiamo intervistato il ministro Lamorgese che chiede di estendere il decreto flussi alla solidarietà anche il patto per i profughi ucraini. Ha evidenziato unione e compattezza il vertice del Med 5 svoltosi venerdì e sabato a Venezia, presieduto dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese, cui hanno preso parte i ministri dell'interno di Spagna, Grecia, Malta e Cipro. L'incontro segue quelli di Atene e Malaga e ha visto anche la partecipazione in videoconferenza del ministro dell'interno francese in qualità di rappresentante del paese che sta svolgendo attualmente le funzioni di presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Abbiamo avuto dalla nostra anche l'impegno della presidenza francese e le rassicurazioni della prossima presidenza ceca nel portare avanti 2 principi che per noi sono fondamentali. La responsabilità sì, ma che deve essere vista insieme ai principi di solidarietà. Quindi noi speriamo che questa dichiarazione politica, che uscirà come ultimo atto di una presidenza francese, venga portata avanti con grande impegno anche nel semestre successivo e in quelli a venire. Confermato, ha spiegato la responsabile del Viminale alle 2 presidenze uscente ed entrante dell'Unione Europea, il supporto ad un approccio graduale step by step sul negoziato per un patto europeo su migrazione e asilo. Prima noi facevamo un discorso di logica del pacchetto, cioè o si approvava tutto o non andava avanti il patto immigrazione e asilo. Adesso abbiamo ragionato nel senso di portare man mano i vari punti del patto all'esame dei paesi e noi abbiamo acceduto a questa scelta di fare passo dopo passo e quindi questa credo che sia stata la linea vincente, perché se oggi arriviamo a una dichiarazione politica di questo tipo perché nel frattempo ci sono stati dei passi avanti su altri aspetti tipo Eurodac o screening. Nel prossimo decreto flussi, ha spiegato poi Lamorgese, se l'anno scorso si è trattato di 70.000 persone, quest'anno i numeri saranno più elevati, ma si sta lavorando alla presidenza del Consiglio per accelerare le procedure. In questo nuovo ordine globale però c'è preoccupazione per il rischio di una crisi alimentare dovuta al blocco navale. E noi speriamo che tutto l'impegno che i vari leader europei, ad iniziare dal nostro Presidente Draghi, dall'ONU, possano man mano e in tempi rapidi sbloccare un canale nel Mar Nero che possa consentire alle navi con il grano e il cereale ucraino di arrivare in quei paesi terzi che ne hanno assoluta necessità. Parliamo ora di trasporto pubblico con le accuse pesanti all'amministrazione da parte della segretaria del Partito Democratico. Sentiamo. Vaporetti strapieni, passeggeri lasciati a terra perché non c'è posto, lunghe code. A Venezia tutto è ripartito con immagini che ricordano i tempi pre-pandemia.
È vergognoso, commenta qualcuno, che viene lasciato a terra, mentre c'è chi in visita a Venezia scatta fotografie delle folle. Azienda di trasporto e comune dovevano fare di più, denuncia la segretaria del Partito Democratico veneziano, Monica Sambo. La scelta di questa amministrazione di ACTV è stata quella di sostanzialmente non prevedere un aumento consistente delle corse. Abbiamo code interminabili, lo abbiamo visto questa settimana così come nelle scorse, battelli ma anche bus strapieni e servizi ridotti. Ci sono le isole in particolare che sono colpite, ma tutto il servizio navigazione e non solo è in forte sofferenza. Questo di fronte però a un avanzo di bilancio di 91 milioni di euro, a un tesoretto che è la cosiddetta quota Zappalorto che il Comune si tiene per sé e non destina invece ad AVM di circa 8 milioni di euro e ovviamente un rientro del turismo, quindi evidentemente questo non è il servizio che dobbiamo dare in primis ai cittadini ma anche a coloro che vengono a visitare la nostra città. Incomprensibile, continua Sambo, il motivo per cui sia stata limitata la linea 2 a San Marco senza farla proseguire al Lido. Questo è inaccettabile soprattutto con l'arrivo della nuova stagione balneare, è già aperta la stagione balneare, non si comprende come per i residenti e per chi viene a visitarla non ci sia una linea 2 che arrivi fino al Lido. È evidente che è ingestibile la situazione, non possiamo continuare a gestirla con bis o corse speciali o addirittura con le guardie giurate e i pontili. E sullo stesso argomento raccolta firme e flash mob dei residenti della Giudecca. Ci sono molti modi per far morire volutamente o meno un quartiere e per estensione una città. Uno, ad esempio, è lasciare vuote le centinaia di alloggi pubblici disponibili in quella zona. Un altro è rendere la vita più scomoda a chi ci vive attraverso una lenta erosione dei servizi pubblici. Alla Giudecca si patisce sia l'uno che l'altro. Sul fronte dei trasporti, assieme a Saccafisola qui si contano 6.000 residenti. Chi non ha la barca per andare ovunque deve per forza prendere il vaporetto, ma dal Covid le linee sono state limitate. E spesso succede che le persone non riescono a montare in vaporetto e sono bloccate, specialmente noi isolani siamo molto legati al trasporto che fa spola dalle zattere, quantomeno dalle zattere fino alla palanca. Il problema si pone molto alla sera perché abbiamo delle corse molto ridotte, arriviamo anche una ogni mezz'ora e quindi siamo bloccati, non possiamo né ritornare verso il centro storico e neanche ritornare a casa. Prima del flash mob organizzato davanti all'imbarcadero della Palanca, alla Giudecca è partita una petizione che ha raccolto più di 1.100 firme in appena una settimana. Un movimento nato spontaneamente tra residenti come Sara Dauria per una necessità reale. Noi chiederemo il ripristino della linea 8 che per la Giudecca è essenziale nei mesi estivi. Chiederemo un servizio di linea 2 anche in orario serale e notturno più frequente e ci interesserebbe molto che ci fosse un collegamento con l'ospedale perché in orario serale non abbiamo nessun collegamento diretto e essendo un'isola molto popolata succede che ci sia mali anche di sera e non abbiamo modo di arrivare direttamente all'ospedale. Intanto però il weekend di Pentecoste ha fatto il tutto esaurito, lo raccontano gli albergatori sold out in tutte le strutture veneziane. Il turismo a Venezia torna a livelli pre-Covid con numeri da capogiro. La città è presa d'assalto in questi giorni di giugno, pienone negli hotel. Tra Cagli e Campielli sono tornati a vedersi il turismo americano, quello europeo, oltre naturalmente agli ospiti italiani. Un bel segnale di ripresa per la città che lancia ottime prospettive interessanti anche per l'estate e i prossimi mesi. Arriva in Laguna un turismo culturale. Grande ripresa nel settore turistico, grande ripresa in tutta Italia, però le città d'arte hanno finalmente dopo tanto tempo trovato una loro soddisfazione.
Chi ha sofferto di più durante questi 2 anni di pandemia sono state le città d'arte. Spiaggia, montagna, terme hanno avuto dei periodi in cui si poteva praticare il turismo, c'erano turisti italiani, ma le città d'arte vivono di turismo extraeuropeo. Solo il 10% dei turisti che vengono a Venezia sono italiani e quindi si è sofferto veramente le imprese hanno sofferto in maniera veramente fortissima. La svolta a Pasqua. Da Pasqua ad oggi c'è stata una notevole frequenza di turisti extraeuropei, è ripreso il turismo americano, è ripreso il turismo culturale, il turismo migliore, quello più alto spendente tra le altre cose, e quindi possiamo dire che tutto torna come prima. Gli albergatori però esortano a non abbassare la guardia, la crisi, dicono, non è finita. Durante la pandemia dovevamo iniziare a programmare un turismo diverso perché i problemi dell'overtourism riappaiono in questi giorni. Sotto questo aspetto l'amministrazione comunale però si sta dando da fare, il progetto della prenotazione va avanti, magari non sarà pronto per l'estate ma sicuramente per l'inverno. Fisco, la CGIA racconta che da martedì 7 scatta il Tax Freedom Day. Dopo 157 giorni lavorativi l'Italia è sesta in Europa. 5 mesi e 6 giorni di lavoro per versare tasse e contributi previdenziali. Lunedì 6 giugno gli italiani terminano di pagare e da martedì scatta il Tax Freedom Day, il giorno di liberazione fiscale. E quest'anno, rispetto al 2021, l'appuntamento è pure arrivato un giorno prima, dopo 157 giorni lavorativi. A fare i calcoli l'ufficio studi della CGIA di Mestre, che individuando il giorno di liberazione fiscale ribadisce il peso eccessivo che grava sulle spese dei contribuenti del nostro paese. In Italia, oltre a pagare troppe tasse, anche assolvere le scadenze tributarie è complicatissimo. Se in questo mese di giugno anche i contribuenti veneti dovranno onorare ben 141 adempimenti, è evidente che il nostro fisco va rivisto, rendendolo meno esigente e più semplice. In relazione alla pressione fiscale, l'Italia, con il 43,5%, è al 6° posto tra i 27 paesi dell'Unione, dopo Danimarca, Francia, Belgio, Austria e Svezia. L'anno scorso la media UE si è attestata al 41,5%. Sia chiaro, non c'è bisogno di alcuna rivoluzione, basterebbe solo allinearci a livello medio europeo per burocrazia e pressione fiscale. Osservando la serie storica, il giorno di liberazione più precoce è stato nel 2005, il 23 maggio, dopo 142 giorni lavorativi e una pressione fiscale al 39%. Quello più in ritardo è stato lo scorso anno, con la pressione fiscale al 43,5% e l'8 giugno come Tax Freedom Day. Da rilevare però che questo picco record di pressione fiscale non è ascrivibile ad un aumento del prelievo, ma alla decisa crescita registrata dal PIL nazionale dopo la caduta verticale del 2020 a causa della pandemia. C'è stato un incendio questa mattina verso mezzogiorno a Venezia nel deposito magazzino di un'abitazione a Canareggio. I vigili del fuoco sono intervenuti salvando un anziano rimasto intrappolato al piano di sopra. L'hanno portato all'esterno dove si trovavano già gli altri inquilini usciti autonomamente, affidato alle cure del 118 per poi essere accompagnato al pronto soccorso. Sembra che la causa dell'incendio sia stata un quadro elettrico andato in fiamme. I pompieri, giunti con 3 autopompe lagunari e 12 operatori, sono entrati con autorespiratori nel locale completamente invaso dal fumo e hanno spento il quadro elettrico. Ci sono volute ore per la messa in sicurezza dell'abitazione e per far rientrare in casa le persone che erano state evacuate. A Venezia il tavolo zero per fare il punto sull'iter che porterà alla sottoscrizione del contratto di Costa Veneto, lo strumento voluto dai sindaci del litorale per valorizzare le potenzialità dei litorali. Una strategia per il futuro della costa che la conferenza dei sindaci del litorale condivide con la regione e l'ARPAV. Quella del Veneto è la prima esperienza di contratto di costa avviata in Italia su scala regionale e interessa un ampio transetto di fascia costiera terra-mare dalla foce del Tagliamento al delta del Po. Affronteremo il tema della sostenibilità delle nostre coste a 360 gradi in tutti i settori, coinvolgendo tutti gli attori, dall'agricoltura alla pesca, al turismo, ai servizi, al commercio. Quindi sarà un percorso importante che parte dal basso, dalle nostre comunità, per arrivare a trovare nella conferenza dei sindaci, nel contratto di costa, un elemento di condivisione importante. Quello di Venezia è stato
aperto il tavolo zero di un processo di più ampio respiro che si inserisce nell'ambito delle attività di ascolto del territorio previste dall'iter di processo del contratto di Costa Veneta, che ha come soggetto attuatore la Conferenza dei Sindaci del Litorale. Il programma d'azione del contratto di Costa Veneta ci consentirà di arrivare ad avere un sistema di gestione di regole per la gestione integrata e partecipata delle risorse territoriali della costa minacciate dal cambiamento climatico, ovviamente dagli effetti del cambiamento climatico. Questo sistema di regole sarà condiviso da tutti e metterà tutti nella condizione di poter fare, il pubblico e il privato, azioni sostenibili per lo sviluppo della costa. Non si era rassegnato alla fine della loro relazione, aveva iniziato a perseguitare al telefono l'ex compagna e i suoi familiari. Un albergatore è stato arrestato per stalking. Le indagini sui tabulati hanno appurato 3.082 telefonate all'ex compagna, con anche messaggi offensivi e minatori, 280 alla mamma, 179 al fratello, 834 al telefono fisso dell'hotel di famiglia a Jesolo. È stato arrestato dai carabinieri un 52enne albergatore con un paio di bed and breakfast a Venezia, che non si era rassegnato alla fine della relazione, peraltro piuttosto breve, nell'autunno 2020, iniziando ad inondare di telefonate giorno e notte la donna e i suoi familiari. L'albergo della ex compagna era stato preso di mira, oltre che intasando nel centralino, anche con finte recensioni negative su internet e finte prenotazioni. Ora il Tribunale di Venezia lo ha condannato a 1 anno e 4 mesi senza condizionale. La donna e la sua famiglia si sono costituiti parte civile chiedendo risarcimento danni. Per quasi 4 secoli i trabacoli sono stati i camion del mare e oggi sono completamente scomparsi. Ne rimane uno solo. È l'ultima imbarcazione che racconta la storia della marineria mediterranea. Cioè dopo i trabacoli si affermano definitivamente le barche in ferro, il motore. Ultimo testimone di una tradizione durata centinaia di anni, il Trabacolo Nuovo Trionfo è una presenza fissa alla punta della dogana di Venezia. Una testimonianza tenuta viva dallo sforzo di diversi appassionati che lo hanno letteralmente salvato fondando la compagnia che se ne occupa. Ci manca da sistemare le vele, manca da sistemare tutta l'opera dell'impavesata che ha bisogno di un po' di cure, però insomma ci stiamo lavorando con l'aiuto di tutti i soci. Varato sulla riviera romagnola nel 1926, l'ultimo trabacolo trafficò fino a tutti gli anni 30. Finì a Grado, requisito dalla Regia Marina durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi negli anni 50 fu destinato a lavori di dragaggio tra il Veneto e il Friuli. Negli anni 70 fu acquistato da un ingegnere viennese che lo trasformò in barca da diporto prima di trovare casa a Venezia. Il Nuovo Trionfo è l'ultimo trabacolo navigante. Di migliaia che ce n'erano, dovete pensare che i trabacoli erano i camion dell'epoca. È una barca che come tipologia sia di scafo che di vela riprende la tradizione marinara del Mediterraneo, ma si afferma nelle sue forme, così come la vedete, dalla fine 600 fino alla Seconda Guerra Mondiale. Era una nave da carico molto semplice da portare, economica, e per questo ha fatto la sua fortuna. Oggi l'ultimo trabacolo è un patrimonio di Venezia, aperto ad iniziative ed eventi che coinvolgono periodicamente la città. Cioè la barca, come avete visto, ha gli occhi. Per gli antichi le barche erano delle entità, dovevano vedere. Ha il pelliccione, che è quella scultura che è sull'asta di poppa, che racconta il sacrificio che si faceva agli antichi prima del viaggio, cioè si uccideva il montone e si metteva la pelle sull'asta di prua. Quella scultura ricorda esattamente la pelle del montone. Cioè persa questa, si perde completamente una storia millenaria della tradizione marinara. Con queste belle immagini ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Weekend contrassegnato dalla presenza dell'alta pressione africana. Bel tempo dunque e clima rovente. Vediamo il dettaglio di domenica 5 giugno. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto decisamente soleggiato. Il cielo infatti si presenterà sereno. Nel pomeriggio qualche nube, specie sulle zone montane, con occasionali acquazzoni. Temperature in ulteriore aumento, minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 34 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ci attende una splendida giornata all'insegna del sole, il cielo sarà limpido e sgombro da nubi. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove inizialmente sarà buono, entro sera qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 33-34 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.